L'ex sindaco di Venezia e il suo entourage rinviati a giudizio con l'accusa di aver violato la legge sulle spese elettorali, sforando il tetto di oltre $500.000 nella campagna che nel 2020 lo riportò a Cafarsetti. In Russia per motivi di lavoro scambia via WhatsApp messaggi con un cliente ucraino manifestandogli solidarietà. L'ex segretario provinciale di Azione a Pordenone fermato e interrogato per 12 ore a Mosca, poi espulso. Continuano le indagini dei carabinieri dopo l'assalto in villa ai fratelli Furlanetto ad Asolo, minacciati con pistole e coltelli. Parlavano in dialetto veneto. Odissea senza fine per il ristorante sotto la Basilica Palladiana a Vicenza. 2 notti fa la spaccata, 24 ore dopo i banditi sfondano la barriera che sostituiva la vetrata. Si è schiantata con la sua auto contro muro, la morte diverse ore dopo in ospedale. Solagna piange l'83enne Luciana Medici, storica ex farmacista del paese. Maltempo dalla serata fino a domani, nuovo peggioramento con piogge temporali e grandine in diverse zone del Veneto. Trema il Polesine, flagellato nei giorni scorsi. Lavorava su OnlyFans evadendo le tasse, in più percepiva la NASPI. Un'influencer rodigina è stata denunciata dalla Guardia di Finanza. Futuro nazionale verso l'Assemblea nazionale del 13-14 giugno a Padova, scelti i 6 delegati del nord-est, 4 sono i veneti, tra loro Gio Formaggio e Luciano Sandonà. Edizione del Veneto dei nostri notiziari, buonasera e bentrovati. In apertura dunque la cronaca e partiamo dalla rapina a mano armata di Asolo. Continuano le indagini a tutto campo dei carabinieri in collaborazione con la polizia locale per quello che è successo ai fratelli Furlanetto ad Asolo. Secondo il racconto delle vittime, i malviventi parlavano in dialetto. Nella zona però cresce la preoccupazione. I rapinatori di Asolo parlavano in dialetto locale, è il dettaglio che emerge dalle indagini dei carabinieri sulla rapina a mano armata di mercoledì sera ai danni di Paola e Guido Furlanetto. I 2 fratelli, 67 e 70 anni, rimangono chiusi nel loro riservo, riferendo di aver dato tutte le informazioni necessarie agli uomini dell'arma. La loro linea telefonica fissa, tranciata dai rapinatori subito dopo la loro irruzione, è stata ripristinata, così come è stato riparato l'infisso sul retro usato per entrare in casa. Gioielli e ori di famiglia di valore non quantificato con 900 euro in contanti sono il bottino del terzetto di ladri, arrivati attraverso i campi di mais confinanti, scelti anche come via di fuga. Il fatto ha colpito tutta la comunità asolana, dove la famiglia è molto nota. È stata un'azione di delinquenza molto sostenuta, molto forte, che non avevamo visto nelle nostre zone da molti anni. Col volto nascosto da passamontagna e armati di 2 coltelli e una pistola puntati al collo dei Furlanetto, li hanno minacciati lasciandoli fortunatamente illesi. L'arma e la polizia locale stanno collaborando per individuare i responsabili. Sono allertati tutti, quindi le telecamere che sono oggetto di controllo da parte della polizia sono messe a disposizione anche del servizio dei carabinieri. La zona tra Asolo e Altivole non è nuova a furti e rapine, come racconta una residente. In diverse abitazioni, anche a novembre, alle 5 di sera, praticamente hanno fatto più di qualche casa, però ci hanno detto che dobbiamo star fermi, che bisogna, come si dice, andare avanti così, nel senso che bisogna accettare, e noi non accettiamo più niente, siamo stanchi, punto. L'esasperazione riguarda anche l'impunità nei confronti di chi commette reati contro la proprietà privata. Io sono stanca come tutti qui vicino e anche in altri paesi, non si può andare avanti così, cioè noi siamo vittime a casa nostra, dicono che le persone vengono qui per lavorare, mi sa che vengono qui per rubare e continuano a dire integrazione qui non c'è. Rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, la decisione nella giornata di oggi. L'ex sindaco rinviato appunto a giudizio assieme ad altre 4 persone, l'accusa di aver sforato il tetto di spesa dei $500.000 per le elezioni amministrative del 2020. Il giudice dell'udienza preliminare ha rinviato tutti a giudizio, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di tutti gli imputati. Sarà un processo inutile. Comunque in sede dibattimentale noi forniremo quelli che saranno tutti gli elementi di prova
che dimostreranno la nostra totale inconsapevolezza e mancanza di dolo. L'accusa è di avere violato la legge sulle spese elettorali durante la campagna per le comunali del 2020 che portarono Luigi Brugnaro al secondo mandato da sindaco. Oltre all'ex primo cittadino di Venezia, sono stati rinviati a giudizio l'ex direttore generale del comune e capo di gabinetto Morris Ceron, in questo caso in veste di legale rappresentante dell'associazione Un'impresa in comune, l'amministratore delegato di Umana Giuseppe Venier, Walter Bianchi, amministratore del consorzio Produzione e Sviluppo Nord-Est, e Stefano Schiavon in rappresentanza dell'associazione Venezia 2025. Secondo l'accusa il tetto di spesa sarebbe stato sforato di oltre €500.000, una contestazione rigettata dagli avvocati di Brugnaro e Ceron. Non c'era nessun €500.000 in più da rendicontare. Il problema è questo: continuano a non prendere atto che una campagna elettorale ha una durata predeterminata dalla legge e che solo le spese entro quel periodo di tempo predeterminato dalla legge va rendicontato. È un dato normativo, non ce lo siamo inventati noi. Si contestano delle rendicontazioni sbagliate di somme ricevute per una campagna elettorale che, quando sono state ricevute, vedevano la campagna elettorale sconosciuta anche nella mente di Dio. Finanziamenti di dicembre del 2019 per le elezioni di settembre del 2020. Chi poteva sapere che quei soldi sarebbero stati destinati a che cosa? Oltre a sanzioni pecuniari, lo sforamento dei limiti di spesa elettorale può anche determinare la decadenza della carica elettiva. In ogni caso, Brugnaro non è già più sindaco di Venezia e il procedimento arriva a 6 anni dai fatti contestati. No, ma noi non vogliamo prescrizioni, noi vogliamo che emerga la verità e che venga rispettata la legge. Della prescrizione il dottor Luigi Brugnaro non se ne fa nulla. Adesso quando comincerà il processo? Il processo, l'udienza è stata fissata per il 21 settembre 2026 avanti il giudice dottoressa Cattarossi. L'ex segretario della provincia di Pordenone per il partito Azione, Mario Bonavia, è stato trattenuto e interrogato dalle autorità di Mosca in Russia per dei messaggi di solidarietà a un suo cliente ucraino trovati nel cellulare. Il racconto sciocca ai nostri microfoni: sono state 12 ore da incubo, senza cibo né acqua. Ora non sono stato percosso fisicamente assolutamente, però diciamo che psicologicamente è stata molto pesante. Non è facile mantenere la calma, la pazienza, rispondere tranquillamente a tutte le domande, non agitarsi, oltretutto 12 ore senza cibo, senza acqua, aspettando in piedi. Raggiunto telefonicamente ai nostri microfoni è Mario Bonavia, ex segretario provinciale di Azione, che racconta in prima persona quanto accaduto nelle scorse ore in Russia, dove si era recato per motivi lavorativi. Trattenuto, interrogato per oltre 12 ore dalle autorità di Mosca e successivamente espulso per 10 anni dalla Federazione Russa con divieto di ingresso. Episodio il cui epicentro corrisponderebbe, secondo quanto appreso, da alcuni messaggi individuati proprio sul cellulare di Bonavia. In un controllo di routine all'area passaporti mi hanno chiesto di guardare il telefono e hanno trovato una chat privata con un cliente privato, appunto con il numero di telefono ucraino, in cui parlavamo di questioni puramente lavorative e ogni tanto esprimevo la mia solidarietà ma generica nei confronti di qualcosa che era successo, appunto magari la mancanza di energia elettrica o un bombardamento, nulla di più. Loro hanno visto questa chat, hanno visto che esprimevo solidarietà a una persona ucraina e quindi mi hanno accusato di essere un propagandista dell'Ucraina e una persona che supporta l'Ucraina. Io ho ribadito e fatto presente che era una chat privata, che in Russia non avevo mai parlato di politica, non avrei mai parlato di politica, non ho fatto propaganda, non ho neanche mai nominato la guerra all'Ucraina con nessun russo. Dopo aver contattato il consolato italiano, grazie al quale è potuto tornare a Pordenone, dove al momento risiede con la sua famiglia, Bonavia ha espresso profondo sconcerto per l'accaduto, sottolineando la drammaticità di quelle ore vissute nel limbo della burocrazia e dei rigidi controlli di sicurezza moscoviti. Ai nostri microfoni esprime la sua solidarietà per l'accaduto anche l'amico, nonché colui che ha colto il testimone da segretario provinciale di Azione, Marco Salvador. La massima solidarietà a Mario Bonavia, che ha
sperimentato sostanzialmente sulla propria pelle cos'è la dittatura russa di Putin, dove ovviamente tutto ciò che è dissenso non può esistere. Mario ha subito sostanzialmente un arresto e un fermo senza i minimi diritti, come ci ha raccontato anche la sua cronaca, e per fortuna è intervenuto il consolato italiano a liberarlo. 2 colpi subiti nell'arco di 24 ore. Un ristorante sotto la Basilica Palladiana ha vissuto appunto questa vicenda, con prima il furto del fondocassa e poi il furto di alcune bottiglie di vino. Veramente noi siamo rimasti proprio delusi, perché tra l'altro notte, ieri sera è successo una cosa assurda e proprio siamo centro città. Sono tornati di nuovo stasera, stanotte veramente non ho parole, siamo stati carabinieri per fare la denuncia, sono stati polizia locale. Vuol dire loro non hanno fatto nulla, di nuovo sono entrati oggi, hanno portato via tutti i vini costosi che noi avevamo dentro il locale. Lo shock è ancora evidente del giovane titolare di questo ristorante che assieme ad altri 4 soci gestisce il locale da febbraio nel cuore del centro storico di Vicenza. La notte tra mercoledì e giovedì ignoti malviventi avevano sfondato una vetrina a ridosso della Basilica Palladiana, un danno di migliaia di euro per un malloppo di 300 euro in contanti trovati forzando il registratore di cassa. Un danno che da solo rischiava di compromettere la normale attività del locale, ma gli esercenti non si aspettavano certo il ritorno dei criminali nel giro di poche ore. Qua a Vicenza per fare affari, uno come noi, i ragazzi che vengono dall'altro paese, per migliorare la vita non è possibile stare su piedi, perché noi crolliamo se dura avanti così. L'ennesimo colpo ripropone drammaticamente in vetta alle priorità il tema della sicurezza in città. In ordine di tempo è solo l'ultimo dei raid di ladri e vandali che non smettono di insidiare la tranquillità e il commercio, creando un danno soprattutto all'inizio del periodo estivo. Anche i gestori di questo locale avevano avuto da ridire con una banda di ragazzi che creavano disagi in zona, ma non si aspettavano certo questa escalation. Ecco perché il loro appello alle istituzioni è perentorio. Bisogna fermarli, gente che fanno queste robe, chiediamo comune o Stato più sicurezza, che riesce a dare, uno come noi vuole migliorare la vita, bisogna dare opportunità, possibilità di fare questo tipo di attività. E ora dal Padovano il bilancio di 3 controlli del territorio da parte della polizia. 3 pregiudicati fermati in auto durante un controllo e trovati con spray urticante e taser. Le volanti della questura, impegnati in un controllo del territorio, hanno fermato l'auto in via San Fidenzio a Padova. Il conducente, un 20enne tunisino, era in possesso di un taser ad alta tensione e di una bomboletta spray urticante con impugnatura a pistola. Il 20enne risultava già segnalato all'autorità giudiziaria per un'aggressione avvenuta in provincia di Venezia, dove aveva preso a pugni una donna trascinandola per i capelli e minacciandola con un coltello dopo averle ceduto una dose di cocaina, costringendola poi a restituirgliela. Il giovane è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Insieme a lui 2 connazionali di 19 e 51 anni, anche loro con precedenti per rapina, ricettazione e stupefacenti. Il questore Marco Dorisio ha attivato la divisione anticrimine per l'adozione di misure di prevenzione personale nei confronti di tutti e 3. Durante i controlli del territorio, i poliziotti hanno anche arrestato in piazzale Stazione un 70enne serbo ricercato con un ordine di carcerazione emesso nel 2019 dalla Procura di Venezia per invasione di terreni. Dovrà scontare 4 mesi di reclusione al 2 Palazzi di Padova. Arrestato anche un 50enne tunisino irregolare sul quale pendeva un'ordinanza di sospensione della misura alternativa dei domiciliari. Deve scontare 4 mesi di una pena residua su una condanna definitiva di 7 anni e 3 mesi per spaccio emessa dal Tribunale di Padova nel 2018. Appena il tempo di una tregua del meteo, torna l'allerta gialla dichiarata oggi dalla Protezione Civile del Veneto per criticità idrogeologica per temporali. Tra oggi e le prime ore della giornata di domani il Veneto sarà interessato da una fase di instabilità con fenomeni a carattere di rovescio temporale, locali fino a sparsi, più probabili sulla pianura centro-orientale e sulla costa. Saranno possibili fenomeni localmente intensi come forti
molti rovesci, raffiche di vento e anche locali grandinate. La cronaca ci porta nel Vicentino. Ieri mattina si era schiantata contro un muro alla guida della sua automobile. L'ex farmacista di Solagna è morta alcune ore dopo all'ospedale San Bassiano, addolorata la comunità. Era una persona più gentile che avevamo qui in paese. Così il vice sindaco di Solagna, Daniele Andrea Nervo, ricorda Luciana Medici, l'ex farmacista del paese, morta giovedì pomeriggio a San Bassiano a seguito delle ferite riportate nell'incidente in cui era rimasta coinvolta solo poche ore prima. La donna, 84 anni, stava andando a fare alcune commissioni al volante della sua auto, stava uscendo da una strada laterale per immettersi in via Riviera Secco, quando per motivi ancora al vaglio dei carabinieri è finita dritta contro il muretto che divide la carreggiata dalla pista pedonale lungo il fiume Brenta. Un impatto tremendo, la donna ha riportato lesioni e traumi molto gravi, ma era cosciente. Poi l'epilogo drammatico. Tra i primi a intervenire proprio il vice sindaco Nervo. La scena che abbiamo visto era molto drammatica, una scena molto complicata e siamo rimasti un po' tutti quanti affranti e bloccati al momento. Abbiamo aiutato la gestione del tecnica, appunto caratteristiche quelle cose là e anche il traffico. Un po' con i volontari, un po' con i dipendenti comunali abbiamo gestito anche la dinamica strada. Il traffico in pieno orario di punta è stato rallentato fino a che il veicolo non è stato rimosso e l'arteria rimessa in sicurezza. Siamo riusciti a organizzare tutto velocemente, abbiamo aperto già subito con i carabinieri una corsia, quindi siamo riusciti a dare il passaggio al traffico. Abbiamo avuto un po' di problemi sul marciapiede dove siamo adesso, però abbiamo risolto velocemente. Assieme al sindaco Bertoncello, l'amministrazione deciderà che azioni portare avanti per ricordare la figura di Luciana Medici. Di certo è tanto il vuoto che lascia nel piccolo comune della Val Brenta. Una persona che ha dato un contributo al territorio e alla collettività, al di là del lavoro stesso che facevano come farmacisti in paese. È veramente una persona molto molto gentile e questa cosa ci piange il cuore, ecco, come amministrazione soprattutto. Attimi di paura a Bassano per una ragazza di 19 anni caduta nelle acque del Brenta, è stata salvata dai carabinieri. Provvidenziale intervento dei carabinieri di Marostica e Nove che proprio nelle ultime ore della giornata nazionale dell'Arma hanno salvato la vita a una 19enne della città degli Scacchi, caduta dal ponte della Vittoria di Bassano nelle acque del Brenta. Un volo di 20 metri che poteva esserle fatale. Immediato l'arrivo dell'ambulanza del 118, dei militari e dei vigili del fuoco. Sono stati proprio i carabinieri che hanno raggiunto la riva del fiume aprendosi un varco tra la fitta vegetazione. Sono entrati in acqua, con non poca fatica sono riusciti ad afferrarla e trarla in salvo, prestandole una prima assistenza. Pare abbia riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Con l'aiuto dei pompieri la giovane è stata portata sino all'ambulanza e quindi condotta al San Bassiano. Per lei i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Torniamo nel Padovano, esattamente a Solesino, dove nella notte un pauroso incendio ha distrutto 3 camion carichi di rotoballe. L'intervento da parte dei vigili del fuoco che stanno vagliando anche le cause di quanto accaduto. Dei 3 autoarticolati fermi sotto la tettoia non rimangono che le carcasse. Erano le 4:10 quando in via Valli Pianta a Solesino, all'interno di un'azienda specializzata nel commercio di cereali, è divampato un incendio pauroso. A dare l'allarme i passanti che hanno visto un vero e proprio muro di fuoco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dai distaccamenti di Este, Abano Terme e Rovigo. Lo scenario che si è parato loro davanti era impressionante, un muro di cristallo causato dal carico dei 3 tir, 3 quintali di rotoballe pronti per la partenza. Operando con più linee di spegnimento, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, evitando che arrivassero all'abitazione adiacente. Nessuno è rimasto ferito per fortuna e anche l'abitazione vicina è stata dichiarata agibile. Con i vigili del fuoco anche i carabinieri della compagnia di Este. Ingentissimi i danni per l'azienda. Secondo i primi accertamenti il rogo sarebbe di natura accidentale causato dal cortocircuito partito da uno degli automezzi, ma le indagini sono ancora in corso. No a un lavoro disumano. C'è stato un flash mob promosso dalla CGIL oggi dopo il caso del lavoratore abbandonato sanguinante vicino all'ospedale e dopo i 4 braccianti arsi vivi in Calabria.
Vogliamo essere pagati, non pagare con la vita. Basta sfruttamento, basta silenzio. Sono solo alcuni dei cartelli apparsi durante il flash mob promosso da CGIL Fly Veneto e Provinciale in piazza Risorgimento a Schiavon, il paese dove lavorava il 56enne indiano assunto senza regolare contratto da un'azienda agricola del posto. L'uomo era caduto da 5 metri d'altezza riportando gravi ferite. I titolari dell'impresa, poi scoperti e denunciati, lo caricarono in macchina e lo abbandonarono sanguinante in via Cadolfina a Bassano. L'uomo, sottoposto a intervento chirurgico, è sopravvissuto e la vicenda ha sconvolto l'opinione pubblica per la crudeltà e la disumanità. È proprio contro la disumanizzazione del lavoro che si è concentrata la protesta partecipata, nonostante la pioggia battente. Sempre di più c'è un'alienazione da parte di tutti verso la dignità del lavoro e dei lavoratori stessi, e quindi noi siamo qui oggi per dire che prima vengono le dignità dei lavoratori che sono poveri pur lavorando e poi viene il profitto, come dice la nostra Costituzione. Noi stimiamo con una stima molto prudenziale che in Veneto ci sono presenti sul territorio più di 6.000 lavoratori in forte vulnerabilità e in riduzione di schiavitù. I dati ci dicono che ad aprile-maggio solo nel Vicentino siamo a oltre 13.000 denunce di infortunio sul lavoro, abbiamo già avuto 3 morti sul lavoro, insomma c'è un fenomeno che va aggredito e per aggredirlo servono i controlli, ma serve anche maggiore serietà da parte delle imprese che non possono pensare di continuare a fare profitti sfruttando a tal punto i lavoratori che rischiano anche la vita in molte situazioni. Tra l'altro anche CGIL e CGIL Fly Veneto parteciperanno al corteo di sabato ad Amendolara in Calabria dopo la strage dei 4 braccianti arsi vivi in un minivan. Un'influencer rodigina è stata denunciata dalla Guardia di Finanza, lavorava su OnlyFans evadendo le tasse, ma in più percepiva anche la Naspi. Operava sulla piattaforma OnlyFans evadendo completamente le tasse, oltre 270.000 euro il fatturato non dichiarato ricostruito dalla Guardia di Finanza di Lendinara proveniente dalla vendita di contenuti per adulti sul web, 120.000 euro di questi recuperati a tassazione con la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Le Fiamme Gialle hanno poi accertato che l'influencer in questione riceveva anche l'indennità di disoccupazione Naspi per circa 16.000 euro. Secondo quanto emerso dagli accertamenti di polizia economico-finanziaria, la giovane avrebbe evaso le tasse dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi derivanti dagli abbonamenti pagati dai suoi follower sulla piattaforma. I militari hanno quindi proceduto alla contestazione per violazioni in materia di imposte dirette e IVA, contestando anche la tassa etica, ossia l'addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico. Il quadro investigativo si è poi ulteriormente aggravato quando è stato scoperto che beneficiava anche dell'indennità di disoccupazione. Per questo è stata denunciata alla Procura di Rovigo per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Ci sarebbe una festa universitaria ad alto tasso alcolico e non un movente politico dietro il danneggiamento e il furto della bandiera dell'Ampi di Verona avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 aprile scorsi. Lo ha accertato la Digos della Questura Scaligera, che ha denunciato 3 giovani spagnoli poco più che ventenni per furto aggravato e danneggiamento in concorso. Gli accertamenti sono stati condotti anche analizzando i sistemi di videosorveglianza nelle immediate vicinanze della sede dell'associazione. L'episodio aveva suscitato polemiche e solidarietà nei confronti dell'Ampi. La politica futura nazionale del generale Vannacci verso l'assemblea del prossimo 13-14 giugno a Padova. Sono stati scelti i 6 delegati del nord-est, 4 sono i veneti, tra loro Gio Formaggio e Luciano Sandonà. Tra una settimana il congresso nazionale che costituirà in modo ufficiale Futuro Nazionale, ma cresce l'entusiasmo a nord-est, dove sono stati eletti delegati all'evento del 13 e 14 giugno a Roma. Per il Veneto eletti Gio Formaggio, Luciano Sandonà, Mara More, Romina Iace, membri di diritto e responsabile del nord-est Guido Giacometti, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi e Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo. Effettivamente non ci aspettavamo un successo di queste
di queste dimensioni. Teniamo presente che il partito che ha maggiori teste in Italia ne ha 20.000 in più rispetto a Futuro Nazionale, c'è grandissimo entusiasmo, soprattutto voglio sottolineare ci sono tantissimi giovani che stanno aderendo, è un fenomeno veramente che non si riscontra negli altri movimenti politici, almeno quelli che noi conosciamo, i partiti tradizionali. 90.000 le iscrizioni in Italia, ma Futuro Nazionale continua a raccogliere nuove adesioni. Raccontava prima di altri nuovi ingressi con nomi di ex amministratori. Sì, persone anche di una certa levatura, almeno a giudizio mio, ma anche a giudizio dei cittadini, molto radicamento anche sul territorio. Oggi la notizia appunto dell'entrata, e quindi noi gli diamo il benvenuto a Marcello Mezzasalma, che è già stato sindaco di Fontaniva per 2 legislature, quindi è un ulteriore tassello del movimento nel Veneto in provincia di Padova. Futuro Nazionale guarda già agli appuntamenti del 2027 e per il Veneto alle elezioni del sindaco di Padova. Appuntamento importante e fondamentale per il Veneto, per capire anche come sarà l'andamento, sarà quello del comune di Padova, dove noi ci saremo. È tutto anche per questa edizione. A seguire le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione. Buona serata.